Favara ancora irrisolto il nodo finanziario tra dissesto o riequilibrio. Gli interventi dei cittadini al microfono del videogiornale Irene Milisenda. A Favara la sindaca Anna Alba e il gruppo politico del Movimento 5 Stelle, compresi ovviamente assessori e consiglieri comunali, sono impegnati ad informare la città sulle conseguenze del dissesto finanziario. Un apposito gazebo è stato montato in piazza Don Giustino, dove già in più occasioni sono stati spiegati i dettagli tecnici della procedura. È stato anche distribuito un volantino informativo contenente i numeri del dissesto, le cause che lo hanno determinato e le possibili soluzioni. E l'assessore al bilancio Crocetta Maida commenta: sono rimasta molto soddisfatta di questo incontro e del contatto diretto con i cittadini. Ci hanno dimostrato il loro affetto e la loro comprensione, ma anche la loro stima per come stiamo procedendo nella nostra azione amministrativa. Un modo chiaro e senza sotterfugi, dicendo tutto alla città e continuando il bel rapporto che avevamo instaurato in campagna elettorale. Il prossimo appuntamento con il gazebo informativo è domani, venerdì 9 settembre, in piazza Itria, alle ore 18. Nel frattempo abbiamo ascoltato le opinioni dei cittadini di Favara su quanto è in corso e che inciderà sul loro futuro amministrativo. A peggiorare vanno le cose, non a migliorare. Io con questo nuovo sindaco Anna Alba, ancora quando che sono passate le elezioni, ancora non si vede niente. Ma hanno detto che deve arrivare il commissario qua, non lo so cosa deve fare. Qui i cosi vanno a peggiorare, non vanno a migliorare, perché con la politica non c'è niente da fare. Bisogna che loro si rendano conto di fare quello che è giusto per il paese. Semplicemente una cosa vergognosa. Le varie amministrazioni che si sono succedute sapevano il problema che c'era dietro le spalle, e quindi non è il problema soltanto dell'ultima amministrazione, quindi di questi dei grillini, è il problema che risale a monte. Ora il problema qual è? È andare a vedere le responsabilità di chi erano e di chi sono, perché le conseguenze le stiamo pagando noi cittadini. Abbiamo tasse al massimo e non vediamo servizi. Favara che fa acqua da tutte le parti e non c'è, e come sta dicendo l'amico, non c'è acqua. Paghiamo tutto senza servizi, e loro sapevano, i grillini, che andando al potere c'erano queste situazioni dal 29 di luglio. Ritarda l'acqua, 9-10 giorni e paghiamo. Confermo esattamente quello che ha detto. Si sono trovati in questa situazione e speriamo che ce la facciano, poi è tutto un danno delle vecchie amministrazioni sicuramente.